Benvenuto ad Amedeo Colella, autore del manuale di napoletanità e altri libri sulla cultura napoletana, ma che oggi ci parla dello spettacolo che lo vede affiancato ad Alan De Luca e Lino D'Angiò. Sì, domani sera, San Domenico Maggiore, nel Chiostro Grande. Insomma, Estate a Napoli, sì, per l'estate a Napoli. C'è Lezioni di Napoletanità, una sorta di congresso, di finto congresso internazionale in cui io sarò l'ospitante, sono il rettore della Gennarino II, Università Ecco. Napoletana, che mi occupo di Un nuovo paraospedali, ateneo. un nuovo ateneo, e ospiteremo i cervelli in fuga, no? Ovviamente. Certo. Alan De Luca, che oggi insegna lingua torrese e puteolana all'Università di Reykjavik in Islanda, e invece Lino D'Angiò, che insegna cronielle, stock, mussili e baccalà. Insomma, Ma tutti assieme divertirsi. farete lezioni di napoletanità. In che consisteranno queste lezioni? Sì, sono la sintesi dell'orgoglio per cui vale la pena di appartenere a questa meravigliosa etnia che ha sempre una marcia più degli altri. Noi abbiamo sempre prodotto il meglio in tutte le discipline in cui ci siamo cimentati: arte, storia, cultura, letteratura, teatro, cinema, lingua napoletana, cucina napoletana, musica napoletana. Racconteremo queste eccellenze e rinunceremo alle autofustigazioni per essere orgogliosi di appartenere a questa etnia. E poi la napoletanità è cambiata o resta ancora legata a quella tradizionale? Come raccontiamo il cambiamento anche? Sì, in realtà guarda, una cosa ci ha sempre contraddistinto e continuiamo ad essere. Noi abbiamo grandi capacità di soluzione di problemi e questo ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Solo che nel mondo questa attività si chiama capacità di problem solving. A Napoli si dice mettiamo sempre una pezza a colore. Una pezza a colore. Grazie ad Amedeo Colella, quindi per l'estate a Napoli. Ricordiamo c'è tanto bisogno poi in questo momento anche di ridere. C'è bisogno. Di sorridere e di ridere soprattutto, quindi estate a Napoli, chiostro di San Domenico Maggiore, domani sera alle 21 con Lino D'Angiò e Alan De Luca. C'è anche Laura Misticone e c'è anche Ciro Coppola. Bene, grazie per essere stato qui con noi.